Questa è la prima di alcune escursioni nel comune di Forgaria nel Friuli, uno splendido territorio posto nella zona pedemontana a confine con la provincia di Pordenone. Un territorio che ha un'altimetria che varia da 270 metri a oltre 1200, offrendo magnifici scorci panoramici sulla valle dell'Arzino e sul tagliamento che lo lambisce. Si parte dalla piazza del municipio di Forgaria per raggiungere Perth, frazione di Vito d'Asio. Sono poco più di 6 km con un dislivello di circa 350 metri. Da Perth, rimanendo sempre sul sentiero 814, si sale verso Monte Prat. Sono 4 km circa e 400 metri di dislivello. Attraverso il Troy d'Alors e poi il successivo 816 si scende verso Forgaria, con degli splendidi scorci panoramici sulla Val d'Arzino. La lunghezza dell'intero percorso è di circa 16 km con un dislivello di quasi 900 metri. Forgaria è raggiungibile dall'uscita del casello di Gemone Osoppo oppure dalla strada statale da San Daniele. La prima parte dell'escursione si svolge da Forgaria a Perth sul sentiero CAI 814. Sono circa 6,2 km con un dislivello di 350 metri. Da qui, rimanendo sempre sul sentiero 814, si sale verso Monte Prat con un dislivello di 400 metri. Per il rientro ci serviamo del sentiero CAI 816. La partenza è davanti al municipio in piazza Tre Martiri. Il sentiero del Clapouch passa accanto all'omonimo lavatoio. Poco più su prendiamo il sentiero CAI 814, chiamato anche della Madonna Ballerina. Questo primo tratto del sentiero, lungo circa 6 km, costeggia interamente il torrente Arzino. È un percorso adatto a tutti e privo di difficoltà. Lungo il sentiero troviamo un anfratto naturale in cui è stata posta un'ancona della Madonna. Degli antichi stabili ormai sono rimasti solo dei muri perimetrali. Qui addirittura troviamo una cisterna d'acqua ancora piena. Segnalata e ben visibile la vecchia fornace Cimel. La fitta vegetazione ci impedisce di vedere il torrente Arzino che percepiamo soltanto dallo scrosciare dell'acqua. Finalmente l'Arzino è sotto di noi, con le sue splendide acque cristalline. Comunque, per vederlo meglio dobbiamo percorrere ancora un tratto di sentiero. Sbocchiamo in un costone roccioso dove è stata posta l'effigie della Madonna Ballerina. Si scende poi di quota fino a lambire il torrente Arzino, con le sue splendide pozze color smeraldo.
ormai siamo vicini a Perth e passiamo accanto agli stavoli Buccina e stavoli Palabiela. Chi non volesse fare la salita verso Monte Prat evidentemente può fare il rientro sullo stesso sentiero verso Forgaria. Il sentiero che sale verso Monte Prat è piuttosto ripido e poco frequentato, pur non presentando difficoltà di sorta. C'è qualche piccola deviazione causa alberi caduti, ma comunque è molto ben segnalato. Questo è l'unico sentiero che scende da Monte Prat verso Perth e la Val d'Arzino. Il dislivello complessivo di questo tratto è di circa 400 metri. Il sentiero sbuca in località chiamata Val della Borgna. Qui siamo già sull'altopiano di Monte Prat. Ormai quasi tutti i vecchi stavoli di Monte Prat sono stati ristrutturati e sono diventati delle piccole villette. Belle strade e sentieri ed attraversando splendidi giardini arriviamo sull'altopiano di Monte Prat centro. Il sentiero del Chondorar ci porta verso Monte Prat. Qui è d'obbligo fermarsi al ristorante da Biagina per poi riprendere il sentiero di ritorno. Seguiamo l'indicazione del Troy d'Alors entrando in una splendida faggeta. Uscendo dal Troy d'Alors prendiamo il sentiero 816 che ci porta su uno splendido balcone sulla Val d'Arzino. A circa 400 metri più in basso passa il sentiero che abbiamo percorso in mattinata. Da qui il panorama si estende dalla Val d'Arzino verso il fiume Tagliamento e la pianura friulana. Lecci e roverelle stanno già prendendo il colore autunnale. Procediamo sul sentiero 816 per rientrare verso Forgaria nel Friuli. Passiamo accanto a un'antica ancona risalente agli inizi dell'Ottocento. Passiamo sotto il Zog di Sciaramont, successivamente vicino ai resti di Castel Raimondo, che sarà oggetto di una prossima escursione. I
I tempi di percorrenza di questa escursione sono dati indicativi, in quanto sono comprese anche le soste per le riprese fotografiche e video.